Buon pomeriggio. Vabbè. Allora, sei appena tornata da Napoli, salutiamo tutta Napoli, i miei adorati napoletani. Allora, non puoi immaginare, al Teatro Bellini di Napoli, devo dire che è stata veramente Che è una bomboniera quel teatro, lo conosco un'affluenza benissimo. di pubblico dopo 10 anni che mancavo, ti giuro, mi viene da piangere, bellissimo. Tutti mi hanno chiesto, ma Mara, dico sta benissimo, non la vedete, sta fresca e tosta. Fresca e tosta, Oh. non lo so, ma insomma, tu sai che Napoli Ma è dai. nel mio cuore. Sì. Forza Napoli! E allora adesso andiamo avanti con subito un amico che viene a trovarci oggi. Vediamo in 2 minuti un po' la sua carriera e poi sarà qui con noi. Riflettere quello che ha detto Massimo Lopez, perché alla fine tu vedi una carriera come la sua, importante, di grandissimi successi, e poi dici adesso però in questo momento avrei voglia di essere diretta, avrei voglia di sperimentare qualcos'altro, adesso ho voglia di focalizzarmi magari proprio nell'avventura del cinema, avventura che magari tu hai coltivato anche poco in verità. E allora chiedo un po' a tutti quanti voi, no? Non siamo più bambini nessuno, ma in voi nasce poi il desiderio di fare qualcos'altro? Angelica, Sempre. parto proprio da te. Nell'artista c'è sempre voglia di rinnovarsi. Ecco, ad Perché esempio l'arte è tu una che man- porti la grande musica napoletana nel mondo, la Ma melodia sapessi napoletana, che cosa? Che ti cosa ho piace? sperimentato adesso? Anche tu l'attrice? L'attrice, ma pur di far rivivere sempre i classici napoletani, li ho sposati con i grandi standard americani. Che ne so, Era de Maggio con Summertime. Tipo, fammi sentire. Faccio sentire. beh. Summertime and the living is easy. Era de maggio e te cadevano insieme, a schiocca, lì c'era la rossa. Tutti questi gemellaggi. Infatti a Napoli per i primi 10 minuti ci hanno guardato un po' strano, poi hanno apprezzato. Senti, Angelica. Tu mi puoi capire. Angelica, Tutta tu la conosci musica una napoletana. canzone che si chiama Indifferentemente? Certo. Me la fai un pezzettino? Io la dedico a una persona alla quale voglio tanto tanto bene, che è la mia mamma, è la canzone preferita della mia mamma. Le manderemo Me ne il fai disco. un pezzettino così? Certo. Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano senza tenere coraggio e ce la sa. E qui che bella la canzone. No, momento! Il più bello è qua, scusate, si vede che non siete napoletani. Vai! Fammi che buono, ma indifferentemente, tanto sacce che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente, se tu m'accidi, io non ti dico niente. Brava Angelica! Angelica Seve! Claudio, non hai risposto alla domanda e volevo sentire, perché tu hai detto che hai lavorato 2 anni, ma tu in questo momento professionalmente avresti voglia di fare qualcos'altro? Io